agenda per domenica 7 dicembre. Sant'Ambrogio e la magia del Natale a Uscio. Dalle 9 sul campo sportivo parrocchiale si potranno visitare i mercatini e pranzare. Nel pomeriggio frittelle e vin brûlé. Dalle 9.30 alle 18.30 sul lungomare di Ghiaia Santa Margherita Ligure, mercatino di Natale Il Bello delle Donne Liguri. A Portofino alle 10 si svolgerà la cerimonia commemorativa dell'81esimo anniversario dei Martiri dell'Olivetta. Alle 10 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Martino, alle 11 la deposizione di corone alla lapide, l'orazione ufficiale e l'esecuzione musicale della filarmonica. Mercatino di Natale nella saletta al fianco della chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 sarà possibile visitare la mostra di prodotti artigianali. Le offerte serviranno a sostenere opere di beneficenza. Dalle 10 alle 18.30 sulla terrazza delle Fantasie Marine a Camogli il gruppo comunale di protezione civile VAB Camogli sarà a disposizione della cittadinanza per quesiti e approfondimenti sul tema delle buone pratiche di protezione civile. Fea del Natale in Val Graveglia dalle 10 alle 18 nella tensostruttura riscaldata dell'area Sandro Pertini a Conscenti, prodotti agricoli e birra della valle, prodotti artigianali e tanto altro. Il Borgo di Massa Castiglione Chiavarese ospita la quarta edizione dei Mercatini dell'Avvento. Dalle 10 alle 17 40 bancarelle di artigianato e prodotti locali si distribuiranno nei carugi del paese. Ricca proposta gastronomica e visita al villaggio dei Presepi. Apertura natalizia di Casa Carbona Lavagna. Dalle 10 alle 13 si potrà visitare l'edificio storico addobbato a tema. Panettone sospeso, l'iniziativa promossa da Unitalsi che sarà presente dalle 14.30 a Villa Devoto a Rapallo. L'iniziativa rientra nel progetto Buon Samaritano della consulta del volontariato di Rapallo. Auguri in piazza Chiavari dalle 14.30 in piazza Matteotti, esposizioni di auto e moto d'epoca a cura del Tigullio Motor Club. Inaugurazione della casa del Grande Elfo a Villa San Giacomo di Santa Margherita Ligure. Alle 11.30 il taglio del nastro e la bicchierata. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30 il Grande Elfo incontra i bambini. Sempre a Santa Margherita Ligure, ai Giardini a Mare, dalle 15 alle 18.30 performance al Santa Claus Village. A Santo Stefano d'Aveto dalle 15 lungo le vie del paese si svolgerà il concerto itinerante del coro polifonico. Nell'occasione si potranno visitare i mercatini. Tombola di Natale a Borzonasca alle 15 l'appuntamento nella sala polifunzionale di San Rocco. Natale di pace tra le valli. Alle 15 al casone dello Stecca San Colombano Certenoli saranno accese le luminarie a Benedetto il Presepe. L'evento sarà accompagnato da canti di montagna a cura degli alpini. Il Festival dell'Eccellenza al Femminile propone una maratona per la pace. Alle 16 nella sala mercato del Teatro Nazionale di Genova verrà proposto il monologo teatrale La guerra svelata di Cassandra Aleteia di Salvatore Ventura. Seguirà alle 18 lo spettacolo Rispostaua e alle 20 il concerto vocale strumentale Peito Persuasione. Al Teatro della Tosse a Genova alle 16 verrà messo in scena Per un pelo, spettacolo della compagnia Calibares. In occasione della festa patronale nella parrocchia di Sant'Ambrogio Aurero alle 16 messe a seguire il concerto del trio Bisso Benvenuto e Magnasco per soprano, tromba e organo. Al termine, al Circolo Acri saranno distribuite frittelle dolci e salate. Cerimonia di consegna dei premi Ciavai 2025 di fotografia, illustrazione e tesi di laurea promossa dall'Associazione Castello de Ciavai. Inizio alle 16.30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Arte in Musica propone alle 16.30 all'Oratorio dei Bianchi a Rapallo l'esibizione del duo 7-6, Silvia Vavassori, mezzosoprano, e Davide Pellissa all'organo. Nei locali della Biblioteca La Millenaria di Camogli alle 17 inaugurazione della mostra Urban Sketchers, dipinti en plein air alla Chiesa Vecchia di Ruta, visitabile sino al 24 dicembre. Portofino prima del mito, territorio, società e economia è il titolo del libro che sarà presentato alle 17 al Teatrino Comunale di Portofino, un catasto descrittivo dal 1665 che svela l'antico volto del borgo. Roberto Curotto espone 50 acquarelli nella sede della Croce Rossa di Lavagna. Alle 17 l'inaugurazione della mostra con l'esibizione del coro Ensemble Vocale Faldi e del maestro Canzio Bucciarelli al pianoforte. Nella sala polivalente lavoratori di Reco alle 18 sarà ospitato l'evento Galà dell'Atleta Più Sport 2025, premiazione dei migliori ciclisti della scorsa stagione e presentazione del team 2026. 23esima tombolata di beneficenza a Cicagna, dalle 20.30 nella sala conferenze di Viale Italia, l'estrazione dei numeri condotta da Claudino.